Segna stampa. Baciami un po', sì, come un velluto, e se dico no, tu baciami muto, sulle mie labbra, a francobollo, come la sabbia, come un capello e come un libro. Baciami, se ti dà noia il sole all'ombra, baciami, chissà se sei divento di salsedine. Baciami lasciando che si allunghino i secoli, questi attimi è come due proiettili. Facciamo che una volta due si baciano e mirano nel cielo e non uccidono. Facciamo come i fili del telefono che uniscono, dividono, attaccati ad un tram. Che ora fai? E mentre rotto ormai, stanco di me sei. Abbiamo visto un film in galleria, o eravamo noi? Era un'idea, domani che sarà? Mi sveglierò metà della metà, ogni 3 ore di meriti di noi. Perché non baciarti adesso che ne fai? Sei come ballare, baciami, se ti dà noia il sole all'ombra, baciami, pensare che mi stavi un po' antipatico, ma baciami lasciando che si allunghino i secoli, questi attimi è come due proiettili. Facciamo che una volta due si baciano e mirano nel cielo e non uccidono. Facciamo come Disco Ring questa settimana per la vostra estate 1980, Marcella Bella con Baciami. Woo! Amiche e amici miei, non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna in accidentale sostituzione oggi e domani dell'immenso Semivarin e questa è la puntata di oggi, lunedì 1 di giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciò la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zao WhatsApp, che dir vogliasi da questo momento, oppure 0292947222. Facciamo dopo le 9, anche perché oggi siamo un po' sul chi vive con l'onorevole Molinari, perché chiaramente c'è stata questa sostituzione, c'è il ponte in corso, vediamo se sarà nostro gradito ospite oppure se anticiperemo e quindi faremo un qui Parlamento alle 8:45. In ogni caso vi posso già anticipare che dalle 11 alle 12 sostituirò ancora una volta Semmi, il telefono sarà aperto, quindi avremo modo eventualmente di commentare, nel caso in cui non ci avanzasse molto tempo, le notizie di quest'oggi. Marcella Bella, Baciami, 1980, la calda estate del 1980 che ha inciso non poco sulla storia di questo paese, ma oltre alla calda estate del 1980, perché quando si arriva al 1 di giugno è inutile che ci pigliamo tanto in giro, l'estate è qui, manca poco, 20 giorni e ci siamo. Io sento già aria di capitaneria di porto, mercatello, quelle belle giornate a raccontare quest'Italia vacanziera, ma prima di andare all'Italia vacanziera io vi voglio far vedere, la vedete qui sul nostro canale video, Anna Cisint. Perché? Perché dovete sapere che il 5 giugno alle 19:30, per la precisione,
nel Salone Hotel Astoria, piazzale 20 settembre a Udine, lei presenta La minaccia di Allah, che è il suo ultimo libro. La minaccia di Allah, Islam politico, sicurezza e libertà negate in Europa, a cura di Matteo Carnieletto, prefazione di Mario Giordano. Questo è l'ultimo libro che è stato pubblicato dalla nostra Anna Maria Cisint, per cui a maggior ragione io vi ricordo, ve lo ricorderò anche domani, 5 giugno, ore 19:30, Salone Hotel Astoria, piazzale 20 settembre, Udine. Con questo adesso possiamo cominciare la nostra rassegna stampa. Di che cosa si parla stamattina? I temi sono molto variegati, perché abbiamo Luca Zaia che parla col Corriere della Sera e dice come vede la Lega del futuro. Poi abbiamo lo scandalo del business accoglienza, gente che prendeva soldi per aiutare i migranti, invece ci si comprava le borse e gli abiti di lusso. Il programma delle tasse della sinistra, quello che ci beccheremmo nel caso in cui il campo largo arrivasse a vincere le elezioni, e in quel caso ci faremo tutti il segno della croce con la mano sinistra, come si dice in Sicilia. Libano e Iran, vediamo gli sviluppi di stanotte, perché c'è stato uno scambio di colpi tra gli Yankee e gli Ayatollah. I medici cosiddetti no CPR, questo è uno scandalo che ha scoperto Il Tempo, e vedremo a che punto sono, chi sono soprattutto questi medici che a quanto pare avrebbero taroccato un bel po' di certificati per far uscire gente dai CPR. Il decreto accise scade giorno 6, e anche qui, ragazzi, probabilmente non sarà rinnovato. Il nucleare, la Nucleo, questa compagnia che erroneamente l'onorevole Bonelli dice sia fallita, invece viva vegeta e funziona benissimo, ha detto: guardate che con i reattori modulari possiamo cominciare anche adesso, bastano solo le autorizzazioni di legge, perché la filiera esiste già. Sì signora, a Monfalcone c'è la Westinghouse italiana che li fabbrica, e ce ne sono, tra l'altro questi sono quelli piccoli. La Westinghouse italiana è in grado di costruire anche quelli grossi da 1100 gigawatt, che già sono in esercizio sia in Cina che negli Stati Uniti d'America. E poi la vicenda dei cavalli che sono, insomma, sono scappati al galoppo, e ahimè non era Umberto Balsamo che cantava balla, balla la notte sei bella, non ti fermare ma balla fino a che... E no, non è quello, ma hanno travolto purtroppo una ragazza, lo sapete, qualche sera fa, per le prove per la parata del 2 giugno che si terrà domani. A proposito, domani 80 anni di Repubblica, che Dio ce la conservi. Voi lo sapete, io sono suddito dei Windsor, ma se penso a che cosa ci sarebbe toccato dopo Re Umberto, sono contento che il 2 giugno abbia vinto la Repubblica, con l'aiutino senza. Ma detto ciò, adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, anzi prima le agenzie. Eccoci qua. Voglio salutare l'immenso Francesco Vaschi, che Francesco, la puoi togliere l'immagine del libro di Anna Cisint, per favore? Grazie. Il nostro pontefice massimo delle nostre magiche onde. E allora partiamo con l'ANSA, eccola qui. Medio Oriente, razzi Iran contro Kuwait e base USA. Washington nel weekend colpiti i loro siti. Impegni chiari sul nucleare, gli USA, risposta in 3 giorni, Teheran, non ci fidiamo più. L'operazione di salvataggio, tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta. Scattato il protocollo, sospetto caso di Ebola a Cagliari, un uomo ricoverato con sintomi e sottoposto ai test. Bordighera, la madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito. Lo sapete, questa bambina di 2 anni che è morta per le violenze, a quanto pare, compiute dalla mamma, ma soprattutto dal compagno di costei, che l'avrebbe anche costretta a fumare una sigaretta, e a quanto pare ci sarebbe un video in cui la bambina piange e si dispera mentre costui la forza. Meglio che non vi dica che cosa ne penso, che vabbè, lasciamo stare. Palm Springs, Marilyn Monroe, battuto il record di sosia della diva in California.
Erano 1037 con parrucca, platino e abito, e il record precedente stabilito in Australia si fermava a 254 partecipanti. Il dottor Noguchi, che fu il medico legale che le fece l'autopsia, ha scritto nel 1982 un libro, si chiama Il coroner indaga. Se cercate su eBay lo trovate, è un libro ormai fuori catalogo da un bel pezzo. E lui raccontò che quando si trovò davanti il cadavere di Marilyn sul tavolo dell'obitorio, per prima cosa, prima di fare tutto ciò che si fa in un'autopsia, lui si fermò e le fece un profondo inchino all'uso giapponese in segno di rispetto. E lui sostenne di non aver trovato né segni di eventuali iniezioni, però sostenne di aver trovato una sorta di striatura viola nello stomaco, come se le avessero fatto ingerire qualche pillola, evidentemente con qualche prodotto in grado di ammazzarla senza lasciare tracce. Naturalmente dopo l'autopsia lei venne affidata alle cure, insomma, dei becchini per poter essere seppellita. Il parrucchiere le fece tutta una parrucca, venne acchittata. Pensate che, le dovettero mettere 2 palloncini al posto dei seni perché, altrimenti non avrebbe potuto mettere l'abito che le hanno messo addosso. Pensate un po', la povera Marilyn in arte, Norma Jane, ma chissà se davvero si voleva sposare John Kennedy, chissà se davvero era stata l'amante di Bob Kennedy, insomma, vabbè. Vabbè, pace all'anima sua. Stati Uniti, via il nome dal Kennedy Center, nuova batosta per Trump, il check-up, il presidente sta bene, ma è ingrassato di 6 chili. Donald Spiritus, Donat Pinguedinem, che vuoi fare? Anche se ultimamente non lo vedo molto di spirito. Andiamo a vedere, lo vedo più di azione che di contemplazione. Andiamo a vedere anche le altre agenzie. Ecco qua la BBC: Israele conquista un castello nel Libano mentre porta avanti ed espande la sua offensiva di terra. Questo è un castello che aveva già occupato nel 1982 e in particolare aveva resistito alle crociate. È stato conquistato da Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu definisce la cattura della fortezza strategica, Beaufort si chiama, un cambio decisivo nella campagna militare di Israele contro Hezbollah, e questo mentre i governi europei criticano l'escalation. Di spalla Trump cerca delle modifiche alla bozza d'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, questo è quello che dicono i giornali americani. I cambiamenti richiesti sono correlati allo stretto di Hormuz e alla rimozione dell'uranio altamente arricchito. Vedremo se ce la farà, perché eccoli qua, li vedete su Iran International, tutti questi bellissimi galantuomini, tra cui questo signore, per chi ci guarda sul canale video, questo signore a capo chino con questa giubba militare color grigio-verde, il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf con altri parlamentari. In alto li vedete fotografati assieme, Bibi e Bobò sono l'Ayatollah Ali Khamenei e quell'altro galantuomo dell'Ayatollah Khomeini, quello che arrivò festeggiato dalla sinistra mondiale in Iran nel febbraio del 79 e poi impiccò tutti i comunisti che l'avevano aiutato a prendere il potere. Ecco qua, 22 minuti fa, Trump dice che l'Iran vuole davvero un accordo con gli Stati Uniti d'America. L'Iran vuole davvero fare un accordo, sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per quelli che sono con noi, ha scritto Trump su Truth, il suo social network. Trump ha criticato i democratici e alcuni repubblicani per avergli fatto pressione sul passo e sulla direzione dei colloqui, dicendo che i loro commenti gli hanno reso più difficile negoziare. Vedete di sedervi e darvi una calmata, andrà tutto bene alla fine, ha aggiunto. Questo è lo stesso signore che aveva detto che l'Iran avrebbe dovuto unconditional surrender, avrebbe dovuto arrendersi incondizionatamente. Mentre questo accade, l'Iran continua a essere il bel paese che è sgovernato da 47 anni dagli Ayatollah. L'Iran impicca 2 manifestanti che erano stati arrestati durante le manifestazioni di gennaio.
2 manifestanti sono stati impiccati quest'oggi, dopo che erano stati arrestati a seguito delle proteste in tutto il territorio nazionale a gennaio. Questo è quello che dice il quotidiano della magistratura, Misan News. Per la precisione sono stati condannati a morte e impiccati Mehrdad Mohammadinia e Ashkan Maleki, condannati a morte sull'accusa di aver dato fuoco a una moschea nel quartiere di Teheran Gisha, di aver danneggiato la proprietà pubblica, di aver battagliato con le forze di sicurezza e aver bloccato le strade. I magistrati hanno detto che le sentenze sono state confermate dalla Corte Suprema prima di essere ovviamente eseguite. Misan ha pubblicato quella che viene indicata come la confessione di Maleki, dichiarando che i due sono entrati nel cortile della moschea e hanno dato fuoco alla benzina che veniva giù dai serbatoi delle motociclette che avevano rovesciato. I gruppi degli attivisti hanno più volte avvisato del fatto che il governo iraniano usa delle confessioni estorte e dei processi farsa nei processi che naturalmente riguardano accuse politiche. Ecco qua, quindi ancora una volta il boia Mastro Titta ha passato ponte. Stanotte vi dicevo, così chiudiamo già ora la questione Iran, stanotte i Pasdaran hanno detto che la loro forza aerospaziale, pensate un po', aerospaziale, non hanno gli occhi per piangere ma hanno la forza aerospaziale, ha colpito la base aerea da cui è stato lanciato un recente attacco americano, dopo quello che è stato descritto come un attacco americano su una torre delle telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan. È un'isola che si trova nella zona dello stretto di Hormuz, per capirci. In una dichiarazione i Pasdaran hanno detto che l'operazione di rappresaglia ha distrutto degli obiettivi preassegnati che sono predeterminati, che sono collegati all'attacco. Inoltre i Pasdaran avvisano che qualunque altra azione militare da parte americana scatenerebbe quella che viene definita una risposta completamente differente. La dichiarazione arriva dopo che gli Stati Uniti hanno affermato di aver compiuto degli attacchi su dei siti radar iraniani e dei siti di comando e controllo dei droni nel corso del weekend, parlando di autodifesa e di protezione del traffico marittimo regionale. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani. Ladies and gentlemen, alle 7:48 minuti e 5 secondi. Eccoci qua, il Corriere della Sera, oggi è lunedì, Avvenire non c'è. Corriere della Sera, mitico Corrierone, Libano, l'avanzata di Israele, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga, l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura, le condizioni sul nucleare. In 9 ore 50 messaggi, post di Donald, test cognitivi ok, io meglio di Elvis. Ecco Donald, io ti voglio bene, ma non tirare in ballo Elvis, al di là del fatto che Elvis è il re, lo sappiamo tutti, non si discute Elvis, ma Elvis quale? Quello del 56 che ballava tutto molleggiato? O Elvis quello del 1977 che era lievemente, diciamo lievemente si fa per dire, ingrassato, che si scordava le parole delle canzoni e era anche abbastanza ubriaco? Ecco. A little less conversation, little more action, please. Ecco appunto, meno chiacchiere e più azione, come cantava lui. Vabbè, andiamo avanti. Il produttore di armi, nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, di spalla a Roma le chat dei militari coinvolti, petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Guardate corpo di cavalli che hanno i corazzieri, se permettete, io mi preoccuperei non poco. Treviso, bottiglie incendiarie sotto casa, difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Ecco, questo lo diciamo per quelli che puntualmente arrivano, ma la classifica sulla libertà di stampa in Italia siamo 77esimi dopo il Burundi, giornalai, ecco, siamo a quel livello per questo motivo qua, perché quando tu scrivi un pezzo su Don Patriciello
La camorra non ti manda una lettera di smentita, non ti manda un comunicato stampa, ti brucia, che è diverso. Milano, l'accusa di caporalato e la fuga, il manager del cantiere per il consolato USA fermato in aeroporto. Fotonotizie a centropagina, eccolo qui, tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, Sinner, un giro in scooter dopo la crisi, eccolo qui con la sua Vespa rossa 125, guarda, tutti e due abbiamo la Vespa rossa 125, vabbè, però la mia è quella prima con la sua bella miscela. Riecco Yannick, sorpresa a Monte Carlo in sella alla Vespa rossa che il campione azzurro usa spesso per le strade del Principato. Ma si è fatto un bel giro con la Vespa che ti levi tutti i pensieri, senta a me. Il Fatto Quotidiano, l'altro giorno mi sono fermato, c'era un altro col PX al semaforo, mi sono girato e gli ho detto finché c'è Vespa c'è speranza. E lui mi ha detto sì, è proprio così ed è partito sgasando, immenso. Il Fatto Quotidiano, eccoci qui, mozione unitaria per superare le divergenze tra progressisti sulla guerra, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo dei vincoli UE. In alto, tregua alla Bibbia, espugnato anche il castello di Beaufort, in Libano l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU, fermi Israele. Per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, la farsa del 2 giugno c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, il fatto economico, Kering, Gucci e Briatore, segreti e soldi della moda, e poi li vedete qua che sembrano quasi abbracciati in un tango, lui elegantissimo con questa giacca di lino, sì, mi piace. Prove di intesa, i leader giallorosa Elly Schlein e Giuseppe Conte. Conte e Schlein lavorano a un accordo per impegnare Meloni su tagli al comparto militare e scorporo delle spese sociali. Ma la destra Demma attacca financo Crosetto sul no a Kiev in Europa. Il Giornale, eccolo qui, il Giornale, le manovre giallorosse, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, non è un film di Lucio Fulci o Lamberto Bava, purtroppo questa è la realtà. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus, Alleanza Verdi-Sinistra, l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena, mai, sfida Elly, Conte prepara la trappola e le primarie allargate. Il business dell'accoglienza, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, danno milionario. Chissà se costoro ne rivendicavano anche loro il diritto all'eleganza, come è successo in un altro caso, non so se vi ricordate. Domani la festa della Repubblica, controparata di CARC e CGIL, chi boicotta il 2 giugno, le inchieste del giornale, Toscana, Sardegna, Umbria, i buchi della sanità rossa, Asse PD Islam, la coraggiosa Giulia Sorrentino ne scrive, Gianni e Boldrini premiano il terrorista Marwan Barghouti, è detenuto in Israele dal 2002 con l'accusa di aver guidato e diretto gruppi armati durante la seconda intifada. Nel 2004 è stato condannato da un tribunale israeliano a 5 ergastoli. Ciò nonostante, alcuni comuni della Rossa Toscana hanno voluto premiarlo con la cittadinanza onoraria. Peccato che Pribke è morto, se no potevano darla pure a lui, già che c'erano, no? Così erano pure bipartisan. Spagna, Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Lo vedete, Sanchez il bello con questa cravatta viola sfiga, Capochino, il premier spagnolo Pedro Sánchez. Non sei più il meglio di Santa Fe, caro Pedro, Andiamo avanti. Il Tempo, eccoci qua, vi dicevo dell'inchiesta coraggiosa del Tempo. Se questo è un medico, ecco i profili, niente nomi, qui non siamo per le gogne e rispettiamo sempre la presunzione di innocenza dei primi 8 medici accusati di falso ideologico, interruzione di pubblico servizio per aver rilasciato certificati medici farlocchi ai clandestini per evitare il loro rimpatrio. Gioie e dolori del primo weekend al mare, caro gelato e parcheggiatori abusivi, la dolce, si fa per dire, odissea dell'estate romana. I cavalli in fuga a Roma, il racconto di una testimone, ho pensato di morire, rischio di denuncia per 4 vigili. Di spalla, anche qui l'horror trionfa, incubo patrimoniale, Schlein senza idee rispolvera l'aggressione fiscale, PD, partito delle tasse. Visti da lontano, Campo Largo in crisi di nervi, cercano un anti-Trump, ma non riescono a trovarlo. La Repubblica, oggi non c'è purtroppo il momento più divertente, non c'è la vignetta di Osho, speriamo domani. La Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani, prende il castello di Beaufort,
Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Di spalla Concita De Gregorio ci spiega perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, non fosse altro che l'abbiamo pagata col sangue di tutti i morti delle foibe, quelli dell'eccidio di Kindu del 1961, i primi militari italiani morti dopo la seconda guerra mondiale, l'abbiamo pagata con i morti delle stragi degli anni di piombo, l'abbiamo pagata con i morti delle guerre di mafia, con i magistrati e i poliziotti e i carabinieri che hanno combattuto, l'abbiamo pagata con Dalla Chiesa, l'abbiamo pagata con tutti questi drammi e sacrifici. L'abbiamo pagata col Vajont, l'abbiamo pagata col terremoto del Belice, del Friuli, dell'Irpinia. L'abbiamo pagata con tutte queste cose qui. Teniamocela cara e amara perché va bene così, va bene così. Può essere giusta, può essere sbagliata, ma almeno siamo liberi. Schiavi nel cantiere USA, arrestato dal manager in fuga, e poi la Sandrelli, Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Eccoli qua negli anni 70, Gino Paoli, tra l'altro con un paio di pantalonazzi a zampa d'elefante, non ho capito se siano jeans o lino, comunque io ho sbavato tutta una vita per averli, mai avuto i pantaloni a zampa d'elefante, capita. La Stampa, ecco qui, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli, il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli e un diversivo. Fotonotizie a centropagina, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Vi diciamo noi a integrazione di ciò, sono tutti francesi di seconda e terza generazione. La Verità, pericolo rosso-verde, la sinistra un programma, più tasse per tutti gli italiani. Olè, il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte, Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia. Si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione. Di spalla la Corte dei Conti, viaggi, gioielli, borse griffate usando i soldi per i migranti, ne scrive l'amico Fabio Mendolara. La cartolina dell'immenso Mario Giordano, Tommasi antifascista da Passo Carraio. Eh sì, Damiano Tommasi, il sindaco di Verona, se a Verona voi chiedete la concessione per il passo carrabile, dovete anche autocertificarvi in quanto antifascisti. Poi dici che questo non è un paese libero. Così festeggiano la Champions. Come vedete siamo liberi anche per determinate, come potremmo dire, esagerazioni. Ecco. Così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi a Trento, Magrebini con l'ascia, e c'è una fotografia delle biciclette elettriche, no, delle biciclette a noleggio a cui è stato dato fuoco per le vie della bella Parigi. Il nuovo nucleare può partire anche subito. Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi. La filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l'euroburocrazia. Bene l'impegno della Meloni. Se Gesù vuole veramente e ci dà una mano pure lui con tutti i passaggi parlamentari, speriamo che cominciamo a metterli sti bei bollitori atomici, così finalmente cominciamo a stare un po' più tranquilli pure noi quando arriva la bolletta. Sapete che io sto andando in onda con una certa preoccupazione, perché per esempio sabato sera sul Più Bello 2 volte la corrente se n'è andata, e non perché qui c'era il sovraccarico, ma perché è stato un picco di sistema, cioè mancava la corrente per tutti quanti ed è scattata 2 volte nel giro di 20 minuti. E lì quando questo ti capita sul Più Bello tu dici: "Ma quand'è che schiaffano 4, 5 bollitori nucleari a Trino Vercellese e magari siamo tutti più tranquilli?" Non si sa. Occhio al portafoglio, eccoci qua sul Libero, i matti della patrimoniale in crisi tutti i fronti, su tutti i fronti. La Schlein riparte dalla tassa sui ricchi. Non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti, alleanza verde-sinistra e più Europa. Stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. Intervista ad Alberto Mingardi, sinistra italiana peggio della Cina, punire chi fa soldi non aiuta i poveri, pienamente d'accordo.
anche perché il compagno Deng, quando aprì la Cina nel 1991 agli investimenti, disse: compagni, ricordate che arricchirsi è glorioso. Quindi se lo diceva lui che era comunista 100%, posso crederci anch'io. Stefania Craxi, Roma e Milano, un candidato modello Venezia. Fotonotizie centropagina, il nostro direttore Giovanni Sallusti, eccolo qui, c'è un unico orientamento, chi è di destra non si sente a casa. Mentana smaschera il sistema alla 7, eccolo qua, l'immenso Ricciolino, come lo chiamava la buonanima di mio padre, Chicco Mitraglia, come viene chiamato da altri, mentre espone la sua giusta teoria, aggiungerei. Guerriglia per la vittoria in Champions del Paris Saint-Germain, un morto e oltre 200 feriti, Maranza devastano mezza Parigi. Montanari delira sul 2 giugno, il professor Tommaso Montanari, il magnifico rettore Tommaso Montanari, al posto dell'esercito deve sfilare la flottiglia. Va bene, d'accordo, va bene. Ecco qua abbiamo Italia Oggi 7, chiudiamo con Italia Oggi 7, lo sapete, a lunedì c'è il settimanale di Italia Oggi, poi da domani, dal martedì al sabato invece, i numeri ordinari. La riscossione punta sui CC, ecco, entro fine 2026 attesi oltre 100.000 atti esecutivi. Contro il blocco immediato dei conti correnti, la strategia vincente è la composizione negoziata della crisi. Dai rifiuti agli inquinanti, stretta sugli ecoreati, mano ai modelli 231, e poi implacabile come sempre Marino Longoni dice la sua: tempi grammi per i debitori del fisco. Il piano operativo dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione per il 2026 lo aveva scritto in modo chiaro, e ora molti contribuenti e le imprese lo stanno già sperimentando sulla propria pelle. La strategia di recupero coattivo dei crediti fiscali si è fatta molto più aggressiva. L'obiettivo dichiarato è quello di mettere a segno oltre 100.000 pignoramenti presso terzi in pochi mesi. Oggi la riscossione forzosa ha abbandonato i vecchi faldoni per affidarsi agli algoritmi. Incrociando i dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari e i flussi in tempo reale delle fatture elettroniche, l'agenzia è in grado di vedere dove si muove il denaro prima ancora che il destinatario possa incassarlo. Il risultato è quel blocco dei conti correnti che paralizza aziende e professionisti dall'oggi al domani, trasformando la banca da custode del risparmio in esattore delegato. Ecco, questa è una cosa degna della Cina. Le 8, 2 minuti e 40 secondi, pausa, e ci ascoltiamo un pezzo che tira fuori il Christian De Sica che è in me, Gloria Estefan, Conga del 1985, delicatissimo. Andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Feel the fire of desire.
what you got. Once the music hits your system, there's no way you're gonna stop. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Jump your body, do that conga beat. Ma rifatti i denti? Scusate, ma questo pezzo mi tira fuori sempre il meglio del Christian De Sica che è in me. Le 8, 6 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa odierna. Allora, sono arrivate delle zappe, buona gente, e in particolare al 340-670-9659, ecco qui. Magari Elvis è stato rovinato dal colonnello Parker che lo costringeva a cantare sempre ovunque in modo che lui potesse guadagnare per i suoi debiti di gioco. Si informi su Parker, morto a 87 anni e del contratto capestro. Sì, ma stai calmo. Mi permetto di osservare, amico o amica che non ti firmi e mi mandi questa roba, vorrei dire una cosa. Elvis non è stato rovinato solo da questo, perché dopo l'ultimo concerto del 1973 e qualche altro evento, Elvis nel frattempo stava vivendo, lei lo dovrebbe sapere, una forte crisi a livello personale perché si era separato dalla moglie. Elvis ha avuto seri problemi di droga già alla fine degli anni 60, primi anni 70, e infine lui era circondato dalla cosiddetta Memphis Mafia, che era quello che l'ha reso di fatto un uomo solo per tutta la vita quando è diventato un uomo di successo, che niente ha fatto per aiutarlo a superare questi e altri problemi. Poi mi perdoni, ma in America ci sono fior di avvocati che se vogliono sono capaci di cambiare i contratti capestro oppure al Padre Eterno. Elvis, quando è arrivato alla fine dei suoi giorni, era un uomo ormai finito. Purtroppo, aggiungerei, malgrado l'enorme contributo che lui ha dato alla musica mondiale. Marco, mancava la corrente, chiedi alla voce data center oltre al consumo di 560 miliardi di metri cubi d'acqua nel 2023. Dati mondiali naturalmente, ora ne vogliono costruire altri 5 in Nord Italia. Beh, pensa che mi pare che sia il 60% dei data center che ci sono nel nostro paese sono tutti in Lombardia. E il problema è proprio questo, ci vuole la corrente anche perché la Lombardia, per la sua posizione strategica e le sue infrastrutture, sarà sempre più gettonata per i data center e per le IA factory, per tutti questi sistemi dell'intelligenza artificiale. In più ti dico un'altra cosa, Marco. Noi abbiamo bisogno del nucleare, non soltanto ovviamente per le applicazioni, diciamo, le nostre vite, l'aria condizionata, la lavatrice, quello che vuoi, ma anche perché noi ci prepariamo ad avere Torino sede della Gigafactory dell'IA, dove sarà sviluppata un'intelligenza artificiale europea che ci dovrebbe mettere a pari con Stati Uniti e Cina, perché chi controlla l'IA controlla il mondo di domani. Ecco, quella Gigafactory da sola si assorbe, si papperebbe 1 gigawatt di potenza. Sapete sapete la potenza autorizzata adesso per gli attuali data center quant'è in Italia? 500 megawatt, cioè la metà. Quindi tutta sta potenza dove la vai a pigliare? Che facciamo? La andiamo a pigliare dai francesi con i loro 57 bollitori atomici? No, facciamo che ce li teniamo noi. Buongiorno Danna, ora tutti d'accordo sul nucleare, ma non nel mio comune. Giù comitati e cittadini che si incazzano. Questa è l'Italia, non nel mio cortile, Francesco. Sono d'accordo, Francesco. È la stessa Italia che mette le faccine che ridono sotto ogni post del ponte sullo stretto. È la stessa Italia dell'unità che il 5 di ottobre del 64, quando l'autostrada del Sole venne completata,
scrisse: abbiamo l'autostrada del sole ma non sappiamo che cosa farcene, non serve a niente, è stato uno spreco di soldi, bisognava riparare prima le strade statali. È la stessa cosa. In questo paese, e qui entra in gioco anche la stabilità politica. E qui entra in gioco anche questo. Noi non ci possiamo permettere il lusso di avere in futuro altri governi di coalizione che durano 6 mesi, poi si ammazzano tra di loro, poi ci fanno il governo del presidente. Non possiamo permetterci più lussi di questo genere. Ci vuole un esecutivo che sia coerente con questo impegno, che è per tutte e per il bene comune di tutti, perché la corrente elettrica in abbondanza e a basso costo serve a tutti, di destra, di sinistra, di quello che volete. Quindi a maggior ragione ci deve essere una stabilità politica tale che permetta a un governo di portare avanti un serio programma di elettrificazione attraverso il nucleare, che si aggiunge alle, come si dice, alle fonti alternative. Questo è quanto. Questo è quanto. Il resto sono chiacchiere e tabacchiere di legno. Ha fatto bene Orsini, e tu hai ragione Francesco quando parli di questi NIMBY, not in my backyard. Ha fatto bene Orsini, il presidente di Confindustria, quando ha detto: se non li volete nei comuni i reattori modulari, ce li pigliamo noi nelle aree dismesse e nelle vecchie fabbriche, perché tanto lo spazio che occupano è la metà di un campo di calcio. Cioè, è roba maneggevole, non è... Pensate che addirittura la Westinghouse italiana, a Monfalcone, ribadisco, sta sviluppando un reattore, un mini reattore, ora non mi ricordo quant'è la potenza che è in grado di dare, però pensate, questo è in grado di funzionare 8 anni, giorno e notte, prima della ricarica, e il suo vessel, cioè il contenitore dentro cui avviene la reazione, è così piccolo che può essere trasportato dall'autocarro con rimorchio. Cioè, immaginate dove lo possono mettere un coso del genere, pure sotto a un condominio, che problema c'è? Ed è tutta roba sicura, sicura, sicura. Perché qui, grazie a Dio, non abbiamo Chernobyl e non l'abbiamo avuta, perché i nostri reattori in Occidente sono sicuri, a differenza di quelli che erano nella splendida Unione Sovietica, dove appunto funzionava elettrificazioni e impiegati statali. Va bene, dai, che sono le 8, 12 minuti e 57 secondi. Cominciamo con Luca Zaia. Sul Corriere della Sera, pagina 12, parla con Marco Cremonesi. La Lega deve diventare federalista, così parleremo di più ai giovani. Zaia, il modello è quello della CDU tedesca, sul fine vita i partiti lasciano libertà di coscienza. Cremonesi parla appunto con Zaia, parla della legge che arriverà in Senato sul tema del fine vita. Lui dice: confermo che voterò a favore, ma tenga presente che 2 anni fa, quando la legge fu bocciata per un solo voto, io non feci né una riunione né una sola telefonata per fare la conta dei voti, perché sapete che il Veneto si sta dotando di una legge analoga. La sentenza della Corte Costituzionale del 2019 fissò già dei paletti. Non basta? La legge si basa su un'iniziativa popolare dell'associazione Coscioni, che vuole colmare alcuni buchi evidenti nella sentenza. Primo, non esiste un termine entro cui l'azienda sanitaria debba rispondere alla richiesta del paziente. Marco Cappato nei giorni scorsi ha sollevato il caso di una signora di 77 anni, Maria Cristina, malata terminale, che aveva fatto richiesta il 5 marzo e non aveva avuto alcun riscontro. Secondo buco, il servizio pubblico non garantisce la somministrazione del farmaco. C'è chi dice basta investire sulle cure palliative. È un falso problema. Il Veneto è primo in Italia per cure palliative e bisogna continuare a investirci, non ci sono dubbi. Ma i pazienti che chiedono il fine vita non ci chiedono cure palliative, ci chiedono dignità. Sono 2 cose diverse. La signora Elena Di Mestre nel 2022 fece addirittura un video dalla clinica in Svizzera. Aveva, lei come gli altri, idee chiarissime su cosa significasse morire con dignità. Quando leggi certe cartelle cliniche capisci il perché. Sono in tanti a chiedere il fine vita? No. Dalla sentenza del 2019 in Veneto una ventina di persone, casi che hanno avuto seguito 3. Bisogna anche dire che questo è un paese ipocrita, dove qualcuno vuole far credere ai cittadini che il fine vita non esista. La sentenza invece è lì, chiarissima, dal 2019 autorizza il suicidio assistito. È un tema su cui gli eletti si adeguano alla disciplina di partito, non lei. Su certi temi etici la politica deve fare un salto di qualità, il fine vita deve essere una no-fly zone. I partiti devono lasciare libertà di coscienza, come peraltro ha fatto il segretario Salvini.
Ci sono tanti esponenti politici le cui coscienze non collimano con la posizione del loro partito. C'è anche la Chiesa. Io rispetto chi la pensa diversamente. Anche la Chiesa parla giustamente di evitare l'accanimento terapeutico in un contesto in cui quotidianamente sanitari e familiari si chiedono quale sia il limite sostenibile delle cure. E adesso si passa a parlare del partito. Cambiamo tema. Largo ai giovani è il claim che risuona nel suo partito, non solo nel suo. Non è un eterno ritorno? Sì, nulla di nuovo sotto il sole, però non può passare però il principio della sola anagrafe, perché è riduttivo e offensivo per quei giovani che sono distinti per meriti e non banalmente per età. Peraltro tutti gli under 40 che ho conosciuto sono nelle istituzioni dopo corpose gavette. Dicono che lei abbia chiesto un nuovo congresso della Lega per dare anche al partito un'impronta federalista. È così? Guardi, da sempre si dicono un sacco di cose su di me. Al momento non ho parlato né chiesto nulla a nessuno. I partiti, cominciando dal nostro, prima o poi dovranno fare la scelta del federalismo interno. Il militante di Campione d'Italia ha bisogni diversi da quello di Canicattì. E dunque un partito che voglia rispondere a tutte le istanze deve essere federalista. Ho già detto parecchie volte che esiste un modello nato nel 1948 in Germania che prevede un partito nazionale, la CDU, con una costola locale bavarese, la CSU. Ma è una mia idea, io conto uno. Una riflessione però andrebbe fatta. La Lega oggi è il partito più antico in Parlamento. Una scelta del genere lo trasformerebbe nel più innovativo e più in grado di offrire una scelta interessante anche per i giovani. Ultima cosa, lei ha incontrato Marina Berlusconi. Che cosa vi siete detti? Mi stupisce che qualcuno trovi strano che io possa averla incontrata. La conosco da tempo, ho una grandissima stima per suo padre, di cui ritrovo in lei molti tratti. Abbiamo parlato del libro che sto scrivendo, del mio podcast Il Fienile e anche appunto del paese e dei temi etici. A tavola si parla di tutto, ma come si dice, chi è in sospetto è in difetto. Voi che ne pensate di questa idea di CDU e CSU alla Zaia? Cosa ne pensate delle sue posizioni? A me sembra ragionevole. Comunque 340 670 9659 per essere dei nostri. Va bene, andiamo a vedere adesso, trattato questo argomento, andiamo a vedere la questione dello scandalo del business accoglienza, perché in questo paese non ci facciamo mancare mai niente quando si tratta di scandali. Eccoci qua su Il Giornale, andiamo a pagina 8, eccolo qua, che ora si è fatta, le 8, 18 minuti e 13 secondi, state un po' a sentire che roba c'è qua. Pagina 8 del Giornale, le colleghe Francesca Galici e Giulia Sorrentino, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, la Corte dei Conti contro i gestori del centro a Benevento, danni per 1.300.000 euro, cioè 2 miliardi e 600 milioni del vecchio conio. State un po' a sentire che cosa è successo. Accogliere, accogliere, accogliere. Questo è il mantra della sinistra che fa dell'immigrazione incontrollata il perno delle proprie proposte elettorali, consci del ritorno che ciò può avere in termini di consenso. Ma la poca trasparenza attorno a queste realtà è purtroppo in costante aumento, come testimonia anche l'ultimo caso avvenuto a Benevento, dove è stato stimato un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro, scovati grazie alla Guardia di Finanza e alla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, vice procuratore Davide Vitale, procuratore Giacinto D'Ammicco. Un illecito contestato a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della prefettura di Benevento. È un'indagine che mette radici diversi anni fa, almeno 10, e fa emergere una consuetudine ben radicata, una visione dell'accoglienza come business per guadagnare soldi e arricchirsi, pretendendo di apparire come paladini dei diritti umani. Ciò che è stato riscontrato fotografa il rischio in cui si incorre se non si vigila sui fondi destinati all'integrazione. Soldi che avrebbero dovuto avere come scopo quello dell'emergenza umanitaria sono stati trasformati in una sorta di bancomat personale, mentre nei centri d'accoglienza i migranti vivevano in strutture fatiscenti con servizi ridotti. Dalle foto che il giornale ha potuto visionare risalenti ad anni fa, gli inquilini per circa un mese hanno bevuto e si sono lavati con acqua di pozzo, i letti erano accatastati uno sopra l'altro, le condizioni igieniche erano piuttosto precarie.
Le ispezioni hanno infatti potuto appurare situazioni di sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, così come assenza di standard di sicurezza e insufficienza di beni e servizi essenziali. Il tutto mentre, secondo l'accusa, chi gestiva la struttura s'aggirava per le boutique di marchi di lusso e pianificava viaggi in resort stellati, utilizzando quindi in modo improprio i fondi pubblici. E il diritto all'eleganza che si ripete, un uso non nuovo di fondi pubblici destinati all'assistenza, ma nonostante questo il sistema continua ad avere l'appoggio ideologico della sinistra, che ignora il fatto che l'accoglienza senza controllo non è un valore, ma crea un vuoto di responsabilità. Lo lascio alla vostra meditazione. Naturalmente siamo garantisti pure noi, quindi sono tutti dei presunti innocenti, ma certo. Però quasi quasi. Sai che quasi quasi potrei aprirmi una bella onlus pure io. Vabbè, pensiamoci. Adesso passiamo, siccome abbiamo cominciato sto filone horror, proseguiamo con una roba alla Dario Argento, il programma delle tasse a sinistra, signore e signori, le 8:21 minuti e 30 secondi, l'ora ideale per farvi andare il caffè di traverso. Scusate, ma purtroppo questo è quello che raccontano i giornali in questo paese, io devo fare il mio lavoro. A me piacerebbe raccontarvi che vinceremo tutti il Super Enalotto domattina, ma non è possibile. Eccoci qua, la sinistra, siamo sulla verità, la sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani. Siete contenti? Ne scrive Maurizio Belpietro. Andiamo a pagina 5. Che goduria. Conte e Schlein divisi su tutto tranne che sull'alzarci le tasse. PD, 5 Stelle e AVS hanno posizioni inconciliabili sull'Ucraina, nessuna ricetta contro il caro energia, ma una cosa li mette d'accordo, la patrimoniale, anche se nel resto d'Europa la sinistra l'ha ripudiata. Pensate un po' che roba. Nonostante la mancanza di un piano che lo trasformi da cartella elettorale in maggioranza di governo, come ha notato ieri in un'intervista alla stampa l'ex senatore del PD Luigi Zanda, uno che lo conosce bene, il campo largo ritrova l'unità se c'è da reclamare una stangata a carico del ceto medio. La parola magica che accomuna la coalizione è patrimoniale, ricetta che mette tutti d'accordo, quasi che basti questa a risolvere ogni problema dell'Italia. A rilanciarle è Elly Schlein, ormai impegnata in una difficile competizione con Giuseppe Conte. Peccato che domani sera non c'è scuola di magia, perché domani chiudiamo le trasmissioni alle 13. Ma voi ve l'immaginate il senatore Borghi quando gli si dice se è favorevole alla patrimoniale? Secondo me comincia a gridare. Comunque, vabbè, vediamo. Mi leverò questa curiosità settimana prossima. A rilanciare la patrimoniale è Elly Schlein, ormai impegnata in una difficile competizione con Giuseppe Conte, allo scopo di dimostrare di avere le carte in regola per candidarsi a guidare il governo alla prossima legislatura. Alla segretaria del PD non importa che imposte simili adottate in altri paesi si siano risolte in un flop, facendo fuggire i grandi patrimoni che certo non restano ad aspettare che i compagni li tassino. Né importa che chi ha costruito un sistema di welfare basato su aliquote crescenti oggi faccia marcia indietro, rendendosi conto che le tasse strangolano l'economia e impediscono la crescita, facendo mancare ricavi per sostenere la macchina statale. Proprio ieri, mentre Schlein rilanciava la patrimoniale, sul Corriere della Sera è apparsa un'analisi di Federico Rampini dedicata alla Svezia. Per anni Stoccolma è stata il punto di riferimento della socialdemocrazia europea e dunque anche del centrosinistra italiano. Svezia infatti era sinonimo di integrazione, assistenza ai menaggiati, servizi pubblici. Un Bengodi finanziato con un sistema fiscale super aggressivo che prevedeva patrimoniali e imposte di successione pesanti. Beh, dopo anni di spesa statale a carico di chi produceva reddito, adesso anche Stoccolma ha messo la marcia indietro, al punto che neppure i socialdemocratici oggi hanno nel loro programma nuove imposte. E quanto siano fragili e controproducenti le ricette della sinistra lo dimostrano le inversioni di rotta anche in Danimarca, Gran Bretagna, perfino Germania. Nessuno ormai pensa di governare a suon di tasse, primo perché i capitali non restano fermi ad aspettare di essere tartassati, e secondo perché in un mondo globalizzato le imposte rischiano di essere una zavorra al bilancio dello Stato che porta più danni che vantaggi. Tuttavia,
nonostante quasi tutta l'UE abbia rinunciato alle soluzioni facili che usano la leva del fisco, il campo largo insiste e vorrebbe importare in Italia sistemi già falliti. Una buona ragione per darsi da fare è tenere PD, Alleanza Verdi Sinistra e 5 Stelle lontani dalla stanza dei bottoni. A Palazzo Chigi, Schlein e compagni potrebbero solo fare disastri. Io non ho altro da aggiungere. Voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli alla patrimoniale? Lo chiedo soprattutto a voi piccole e medie imprese, lo chiedo a voi artigiani, lo chiedo a voi partite IVA. Immagino sarete tutti vulgarmente entusiasti della patrimoniale, proprio a livello di Corea del Nord con Kim Jong-un. Attentato al cronista vicino a Don Patriciello, a Enego, Vicenza. Nella notte tra sabato e domenica sono state lanciate bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, ventenne cronista vicentino, da tempo impegnato nel raccontare la realtà di Caivano, provincia di Napoli, e nel sostenere le attività anticamorra di Don Maurizio Patriciello. Davanti all'abitazione è stata trovata una lettera con minacce al giornalista, alla premier Giorgia Meloni e a Don Patriciello. Attacco irricevibile alla libertà di stampa, ha detto Meloni. Voglio esprimere la personale solidarietà, non solo di categoria e professionale, ma soprattutto umana, verso il collega Adriano Cappellari. E avanti che non sei solo. Avanti che non sei solo. Va bene, abbiamo parlato anche delle tasse, ma allora scusate, se parliamo di tasse, se parliamo soprattutto appunto di energia, energia, andiamo a vedere sempre sulla verità che ne è del nucleare, ma allora dovremo aspettare 15 anni come dice Bonelli e soprattutto Nucleo è fallita, perché abbiamo già sentito dire questo anche all'onorevole, se la memoria non ci inganna. Beh, qui c'è Elisabeth Rizzotti che invece ci dice che Nucleo è in perfetta salute, vive e vegeta. Eccola qui, la filiera è già pronta sul nucleare, l'Italia può partire subito. Il 2035 non è un obiettivo ambizioso, bene l'impegno della Meloni, il problema ora è l'euroburocrazia. Che cosa dice la responsabile, la cofondatrice di Nucleo? Come cambierebbe la roadmap industriale in Italia nei prossimi 2 anni, visto che Nucleo è pronta a realizzare progetti concreti con partner italiani già coinvolti e non vediamo l'ora di poter chiedere le prime autorizzazioni? Ci sono differenti step che vanno rispettati. Nel momento in cui ci sarà un'autorità per la sicurezza nucleare pronta ad accogliere le domande per realizzare reattori in Italia, saremo tra i primi a presentare la documentazione necessaria ad avviare il processo d'autorizzazione. È qualcosa che abbiamo già fatto in Francia e che ora ci stiamo preparando a fare anche negli Stati Uniti. Operare in più di un paese ci consente di vedere come diverse autorità di regolamentazione affrontano l'approvazione dei progetti nucleari. In Italia il processo autorizzativo accelerato, il cosiddetto fast track previsto dal disegno di legge delega, è una misura che accogliamo con entusiasmo. Portare in Italia l'esperienza maturata all'estero ci consentirà di autorizzare i progetti nel minor tempo possibile. L'Italia ha chiuso le centrali nell'87 e ribadito il no nel 2011. Quali condizioni politiche, normative e industriali servirebbero per costruire un vostro reattore sul territorio italiano entro il 2035? L'Italia è, come ha riconosciuto Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, ovvero l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, il paese più nucleare tra i non nucleari. Sembra un gioco di parole, ma invece non lo è. Abbiamo una filiera che ha dimostrato eccellenza e resilienza con oltre 70 aziende specializzate che coprono l'intera catena di valore e un forte posizionamento internazionale. Manca solo il quadro normativo, un'autorità per la sicurezza nucleare e un processo autorizzativo snello che mantenga al centro la sicurezza degli impianti. Gli States sono esemplari in questo senso e hanno stabilito di autorizzare il disegno di un reattore in 18 mesi, garantendo tutti gli standard di sicurezza internazionali. Con questi strumenti il 2035 non è affatto un target ambizioso, ma un obiettivo che l'Italia può e deve darsi. Quanto tempo sarebbe necessario per godere di benefici economici sulle bollette e i conti degli italiani? Prima di quanto si pensi. Con la quarta generazione stiamo passando da un nucleare pagato dai contribuenti a un nucleare finanziato dai privati, ponendo al centro la sicurezza a lungo termine degli impianti, la loro sostenibilità finanziaria, i benefici per gli utenti finali e quindi il costo consumatore.
I nostri reattori sono intrinsecamente sicuri, più piccoli, meno costosi e possono essere costruiti in circa 3 anni. I numeri di Confindustria ci dicono già oggi qual è il costo dell'assenza del nucleare. Nel primo semestre del 25 le imprese italiane hanno pagato l'energia quasi il 30% in più della media europea. Un mix energetico senza nucleare è strutturalmente più costoso. Dotarsi di questa tecnologia è quindi una scelta che va ben oltre l'energia. È una questione di competitività industriale e di autonomia strategica per il nostro paese. Nucleo punta sui reattori a piombo fuso e il combustibile da scorie riprocessate. Faccio l'avvocato del diavolo: perché questa tecnologia dovrebbe convincere chi oggi associa il nucleare alle tragedie di Chernobyl e Fukushima? I nostri reattori affrontano 2 sfide fondamentali per la percezione e l'immagine del nucleare: la sicurezza e il riciclo dei materiali radioattivi. Si tratta di una tecnologia passivamente sicura che elimina il rischio di incidenti gravi. Semplificando, in caso di blackout, il piombo aumenta di temperatura e spegne il reattore senza intervento umano per la fisica stessa. In secondo luogo, sono reattori veloci, pensati per funzionare con combustibile prodotto a partire da materiali radioattivi riprocessati, vale a dire le cosiddette scorie. In questo modo possiamo non solo contribuire alla gestione efficace di questi materiali, ma gli diamo anche nuova vita, riducendo il quantitativo di scorie da stoccare e soprattutto la loro radioattività nel tempo. Cosa direbbe a chi pensa che il nucleare di quarta generazione è l'ennesima illusione che arriverà troppo tardi? La tecnologia esiste ed è già stata provata. Noi affrontiamo la sfida industriale e ingegneristica di combinare tecnologie esistenti per produrre energia a prezzi competitivi. All'inizio del Novecento c'era chi affermava che l'automobile sarebbe stata solo una moda passeggera. Negli anni 90 pensare che tutti avremmo avuto un cellulare in grado di connettersi a internet sembrava fantascienza. Eppure la forza di chi ha avuto il coraggio di andare avanti anche di fronte alle sfide più grandi è ciò che oggi ci consente a tutti, detrattori originali inclusi, di godere dei vantaggi delle grandi innovazioni. Le 8:32 minuti e 5 secondi, pausa, meteo e poi torniamo con Carole King, I Feel the Earth, 1971, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 4408 oppure olioacerbis.com, prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello. Il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com.
www.radioservice.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble and whenever you're around. Ooh, baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh, darling, I can't stand it when you look at me that way. Hey, I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble and whenever you're around. Ooh, darling, when you're near me and you tell Era il 1971 quando Carole King incideva I Feel the Earth, 1971, io sento la terra muoversi sotto i miei piedi quando ti vedo. Oh Dio mio, c'è gente che oltre alle farfalle nello stomaco, come vedete, si sente anche le gambe che gli fanno Giacomo quando incontra l'amata o l'amato, vedete un po' voi. Allora, buona gente, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, oggi e domani in sostituzione dell'immenso Semmi, che poi ritroverete giorno 3. Cosa mi avete scritto? Vediamo un po'. Zaia dimostra la sua gigantesca ignoranza. In un posto normale Cappato sarebbe già al muro. A Teheran forse, non è un posto normale però. Ricordo che chi chiede il fine vita finisce tragicamente all'inferno, Marco. Marco, perdonami. Posto che a me non piacciono gli ayatollah, ma non piacciono nemmeno gli ayatollah. L'Italia non è una repubblica cristiana. Quello era un sogno di Pio XII che non si è realizzato, per fortuna o purtroppo, dipende da come la vedi tu, da come la vedono gli altri. C'è un fatto, lo Stato c'è per tutti, anche per quelli che in Dio non ci credono e che non hanno paura o non credono di finire tragicamente all'inferno. E siccome lo Stato c'è per tutti, a un certo punto deve fare qualcosa. Deve fare qualcosa. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Io sono contro l'aborto. Estremamente contro l'aborto. Ma purtroppo c'è chi nella sua coscienza lo decide e a quel punto che cosa bisogna fare? Ci sono delle scelte nella nostra vita che riguardano solo la nostra coscienza e sono scelte a vita e morte e di quelle scelte ognuno di noi si assume la sua responsabilità. Poi dopo si vede, ma siccome sono scelte a vita e morte, viene un momento in cui se quelle scelte vengono prese, qualcuno deve occuparsene. Almeno credo. Essendo un medico sono d'accordo per una punizione esemplare per quei colleghi che hanno rilasciato gli illegali anteponendo l'ideologia politica alla professione medica. Inoltre l'associazione con altri medici e peggio con i magistrati fa di questo atteggiamento un'arma sovversiva inaccettabile. Una volta giudicati colpevoli, devono essere radiati dall'ordine dei medici e non sospesi. Devono pagare una somma pecuniaria elevata ed esemplare e finire in carcere per cospirazione con i loro soci perché in futuro non si ripeta. Pietro ci scrive invece favorevolissimo alla patrimoniale se la pagano solo i comunisti e mettiamoci pure i 5 Stelle, oremus.
Allora, bella gente, eccoci qua. E in particolare andiamo avanti con la rassegna stampa, anche perché abbiamo altre news. Vi dicevo, stavamo parlando, vi abbiamo portato nei campi elisi del nucleare e le belle speranze delle bollette, ma ahimè, pagina 10 di Repubblica, torniamo nella realtà. La realtà è al momento che taglia le accise in bilico, voucher per i redditi bassi su bollette e carburanti. Forti dubbi nel governo se rinnovare la misura in scadenza sabato dalla maggioranza, mozione alla Camera per insistere con Bruxelles. A proposito, voi a quanto l'avete fatta la benzina o il diesel? Io settimana scorsa ho fatto il pieno all'Alfa 1,95 al litro. Allora, vediamo un po' benzina, ovviamente. 10 centesimi lo sconto sul gasolio, il 6 giugno scade lo sconto di 10 centesimi al litro per il diesel e 5 centesimi per la benzina. Dal 18 marzo, quando ha approvato il taglio delle accise, il governo ha progressivamente ridotto gli aiuti. Vediamo i prezzi. Ieri il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale è stato pari a 2,008 euro. La benzina a 1,942 euro. Sulla rete autostradale invece 2,086 euro un litro di diesel, 2,042 per la verde. Io sta cosa che in autostrada debba costare di più non l'ho mai capita, vi dico la verità. Già non basta che ti pago il pedaggio, vuoi pure tassarmi ulteriormente la benzina? Vediamo un po' che cosa dice Repubblica. Dal 10 giugno l'extragettito IVA di maggio potrebbe garantire nuove coperture. Nel frattempo, dal 7 al 10 ci sarebbero margini per attingere ancora dal bilancio dello Stato, evitando così un buco. I dubbi dell'esecutivo nascono da altro. Il ragionamento recita grosso modo così: ha ancora senso spendere milioni di euro per una misura che, riproposta più volte, rischia di creare assuefazione tra i beneficiari a fronte di un vantaggio non così considerevole? In ambienti di maggioranza si cita un precedente: il taglio delle accise varato dal governo Draghi nel 2022 in risposta all'impennata dell'inflazione energetica causata dalla guerra in Ucraina. Quando nell'autunno dello stesso anno arrivò a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni decise di ridimensionare la misura prima di eliminarla definitivamente. In vista del Consiglio dei Ministri di giovedì, l'ultimo utile prima della scadenza degli sconti del 6 giugno, la riflessione in corso nel governo è tutta concentrata qui. In sintesi, è arrivato il momento di ripristinare le aliquote ordinarie delle accise su benzina e diesel? Il partito del sì tira in ballo le ultime rilevazioni alla pompa del Ministero delle Imprese. Ieri infatti il prezzo medio del gasolio in modalità self è stato di 2,008 al litro, appena sopra la soglia psicologica dei 2 euro. Questo a fronte di uno sconto in vigore di 10 centesimi. Insomma, è la tesi: la mancata proroga non sarebbe un azzardo, anche perché in altri paesi europei il costo dei carburanti è più elevato. Il fronte del no, invece, spinge per un nuovo intervento, seppure limitato. La mediazione tra le due linee riguarda gli aiuti selettivi in linea con le raccomandazioni di Fondo Monetario Internazionale e Banca Italia. Un altro aspetto finito sotto esame riguarda l'impatto del taglio orizzontale delle accise, che avvantaggia i più abbienti. Sempre Via Nazionale, infatti, ha spiegato che oltre la metà dei benefici sono a favore di quelli che si collocano negli ultimi 2/5 della distribuzione del reddito. Ecco perché è rispuntata l'ipotesi di un buono benzina per i redditi bassi. Verrebbe caricato sulla carta dedicata a te, la prepagata per gli acquisti di beni alimentari di prima necessità per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro. La traccia della selettività riguarda anche i buoni energia per le bollette da finanziare coi fondi di coesione, ma la contrarietà dei governatori alla rimodulazione delle risorse complica il quadro. I tempi appaiono lunghi. Prima c'è il nodo del taglio delle accise da risolvere. La scelta è politica. Come politica è la mossa della maggioranza in vista della risposta della Commissione UE alla richiesta del governo di estendere la flessibilità del patto all'energia. Mercoledì, a ridosso della decisione di Bruxelles, l'Aula della Camera discuterà la mozione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che chiede di insistere proprio sulla flessibilità. Vogliamo la flessibilità e se non ce la daranno vorrà dire che ce la prenderemo e che diamine. Allora, andiamo a vedere ulteriori
news, abbiamo parlato di tutto questo, andiamo a parlare dei medici e dell'inchiesta del Tempo su questo tema alle 8:45 minuti e 3 secondi. Allora, l'inchiesta esclusiva, questa è la terza puntata, se questo è un medico, dai certificati sospetti alle intercettazioni, ecco gli 8 camici antirimpatrio. Gli indagati provengono dallo stesso reparto e hanno tra i 26 e i 62 anni, sono accusati di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio. Per tutti loro il GIP ha emesso misure cautelari, 3 sono ricorsi al riesame. Sentite un po' che cosa scrive il collega Alessio Buzzelli. In questi giorni il Tempo ha raccontato sotto molteplici aspetti e punti di vista il caso dei cosiddetti presunti certificati antirimpatrio, che sarebbero stati emessi tra l'estate del 2024 e l'inizio del 2026 da alcuni medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna per evitare, questa è l'ipotesi, che diversi migranti raggiunti da decreti d'espulsione fossero trasferiti in un CPR. Vicenda che nel febbraio scorso è finita alla ribalta delle cronache nazionali, nonché nelle aule della procura della città romagnola, con un processo ancora in pieno svolgimento e nelle more del quale non è stata emessa alcuna sentenza di condanna definitiva per nessuno degli imputati, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari. Dopo aver approfondito nelle scorse puntate i meccanismi sottesi alla dinamica della vicenda, col potenziale allargamento ad altre parti d'Italia, e aver raccontato come alcuni dei clandestini dichiarati inidonei dai camici ravennati, una volta tornati liberi, abbiano accumulato una notevole sequela di arresti e denunce, oggi vale la pena soffermarsi sulle figure attorno alle quali ruota tutta questa storia, ovvero i medici protagonisti nell'inchiesta della procura. Nel pieno rispetto dello spirito garantista che da sempre anima il Tempo, in virtù del quale nessuno è colpevole finché tutti i gradi di giudizio non siano stati espletati, del principio per cui la presunzione di innocenza è sacra, in questa puntata cercheremo di capire meglio quale sarebbe stato il loro ruolo, evitando però di imbastire gogne mediatiche di sorta. Perché ora il punto non è il nome di chi abbia fatto cosa, ma come e perché. I medici indagati sono 8, tutti facenti parte del reparto malattie infettive, di età compresa tra i 26 e i 62 anni. L'ipotesi d'accusa formulata dai PM è quella di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio. Questo è un fatto. L'altro fatto è che il GIP il 13 marzo scorso ha disposto delle misure cautelari per gli indagati, accogliendo nella sostanza la visione proposta dalla Procura, ma rimodulandone le richieste. I pubblici ministeri avevano infatti chiesto per gli 8 medici un anno di interdizione dalla professione, adducendo la motivazione, tra le altre, di un possibile rischio di reiterazione. Il GIP ha invece deciso che 5 di loro non potranno occuparsi dei certificati di idoneità al CPR per 10 mesi, mentre per 3 dottoresse, le quali avrebbero poi fatto ricorso al Tribunale del riesame, una sospensione della professione per lo stesso periodo di tempo, accogliendo il criterio di proporzionalità richiesto dalle difese. Uno dei passaggi dell'ordinanza avrebbe evidenziato come per il GIP il punto centrale non sarebbe solo e tanto l'approccio ideologico che avrebbe sconfinato fuori dall'ambito strettamente sanitario, quanto dei presunti comportamenti antigiuridici e irrispettosi della deontologia. Ma cosa avrebbero fatto gli indagati? Secondo l'accusa, i medici avrebbero rilasciato certificati di inedoneità ai CPR per 34 stranieri su un totale di 64 casi presi in esame dagli inquirenti. Questo al fine proprio di evitarne il trasferimento in uno dei centri per il rimpatrio, come la legge dispone, per poi essere espulsi. Il tutto per l'accusa sarebbe stato fatto uscendo dal perimetro della stretta analisi clinica, ipotizzando che altri elementi e convinzioni avrebbero animato tali azioni. I legali degli indagati, a parte loro, hanno sempre ribadito la veridicità dei pareri medici espressi nei certificati, la totale correttezza dell'operato sia a mezzo stampa sia durante l'interrogatorio di garanzia andato in scena il 12 marzo scorso, nel quale hanno chiesto invano anche l'annullamento delle misure cautelari. In cosa consistono questi certificati? La visita di idoneità al trasferimento nei CPR è un atto medico, nel quale il professionista è chiamato a valutare, sulla base di criteri clinici, la presenza di vulnerabilità di varia natura che possano risultare incompatibili con una detenzione amministrativa. Ebbene, i magistrati hanno ritenuto che qualcosa non sarebbe andato come doveva andare, poiché alla base dei referti, sostiene la Procura,
Non ci sarebbero solo dati ed evidenze cliniche. Ciò anche alla luce di una serie di chat e intercettazioni ambientali acquisite dagli inquirenti il 12 febbraio attraverso 2 perquisizioni. Conversazioni poi riportate da diversi quotidiani, dalle quali sarebbero emersi elementi a sostegno della tesi accusatoria, e in cui si parlerebbe di questioni etiche e di dissenso riguardo il sistema dei CPR. La polizia mi vuole fare un verbale perché non ho dato l'idoneità a uno che vogliono espellere, ma è una questione etica per me, visto cosa sono i CPR, avrebbe scritto un camice. Ormai ci siamo dentro da così tanto, è una rottura, ma la scelta è puramente etica. Noi avremmo dato più di 20 inidoneità e non è successo niente. La cosa importante è essere uniti, si leggerebbe in un altro messaggio. Parole che avrebbero spinto il giudice ad affermare che i sanitari sarebbero stati uniti da un forte coinvolgimento ideologico ed emotivo, che, come si legge nell'ordinanza del GIP, i medici coinvolti avrebbero realizzato quei certificati in un'ottica di aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione clandestina, che sarebbe ovviamente legittima purché esercitata all'interno della correttezza delle procedure e regole deontologiche, circostanza che però viene contestata. Chi ha difeso l'operato dei medici di Ravenna al di fuori delle aule di tribunali ha sollevato un'obiezione fondamentale sulla tesi dell'accusa, e cioè che i medici non dovrebbero essere utilizzati come strumenti di garanzia dell'ordine pubblico, ma dovrebbero solo svolgere compiti clinici a tutela della vita e della salute della persona. Probabilmente queste e altre obiezioni troveranno risposta nel corso dell'iter giudiziario da poco iniziato. Negli anni 40 a Roma, in un ospedale, ora non mi ricordo quale, vennero salvati decine e decine di ebrei perché li misero nel reparto malattie infettive in un padiglione apposito, sostenendo che avessero contratto un morbo misterioso, un morbo letale tra l'altro, cosiddetto morbo K. Morbo K perché la K era quella di Kappler, il despota assassino che spadroneggiava per Roma a quei tempi. Ora, io posso capire, anzi, giusto e sacrosanto quello che è stato fatto per andare contro le leggi razziali. Giusto e sacrosanto quello che è stato fatto per salvare vite umane che altrimenti sarebbero finite probabilmente nei camini di Auschwitz. Ma qui non mi pare che questa cosa sia paragonabile. Non mi pare affatto. Non mi pare affatto. Non so voi cosa ne pensiate, però. Poi però se arriva la visita fiscale a casa, mi raccomando, lì giù duro perché il fancazzista, l'assenteista e qua e là. Questi li tiravano fuori e poi li leggevamo nella cronaca nera. Che morbo è questo? Non lo so. Va bene, 340 670 9659 se volete dire la vostra, sono le 8:53 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Oh, abbiamo fatto quasi tutto. Cavolo, mamma mia, siamo pure in anticipo. Beh, facciamo un'altra cosa. Io vorrei avere una notizia di cabaret giusto per farvi divertire, però purtroppo stamattina non ne abbiamo e mi dispiace. Non oggi purtroppo nemmeno il tempo di Osho e quindi mi dispiace ancora. Luca da Milano, buongiorno Antonino, la nostra bellissima Repubblica con la Costituzione più bella del mondo ha un solo difetto, un monarca che dura 14 anni e per nulla super partes, c'è molto da fare. Luca da Milano, buona Padania. Luca, il monarca è stato rieletto, ahimè, con i voti di tutti. Io però la penso come la pensavano sia Segni che Leone. Bisognerebbe o facciamo due cose: o introduciamo il semipresidenzialismo alla francese in questo paese, oppure, e questo si potrebbe fare con i tempi ordinari di una normale legge costituzionale, scriviamo chiaro chiaro in Costituzione che il Presidente della Repubblica non può essere rieletto, che era quello che chiedevano Segni e Leone, che non erano gli ultimi passanti della città. Dunque, Marco, cosa mi dice Marco? Assolutamente no, anche lo Stato deve rispondere del valore più alto, la vita. Mi spiace, sbagli grosso perché qui la responsabilità è di tutti, non del singolo. Qui la democrazia dimostra la sua dittatura.
PS, prova ad andare in Iran. 3 anni fa si viveva benissimo, molto meglio che in Arabia Saudita, provare per credere. Ah, quindi il fatto che gli iraniani scendano in piazza perché non hanno più gli occhi per piangere e gli sparano addosso sono tutte cazzate, Marco? Dai, su, ti prego, per favore, eh? Ma non difendiamo l'Iran, vi prego, non difendiamo un paese che economicamente è fallito da anni. E che ha usato i soldi dei suoi cittadini per costruire droni e missili, quando invece ha una rete idrica che non funziona e non è in grado di dargli l'acqua corrente nelle case. Martin da Ravenna, scusami. Buongiorno Antonino, faccio notare che le devastazioni a Parigi e in tutta la Francia per la vittoria del Paris Saint-Germain sono state fatte dai tanto coccolati Propal. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a te, amico mio. Andiamo avanti. Buongiorno, a proposito dell'intervista a Salvini, Vannacci va alla grande grazie al nulla del circo Meloni in questi 4 anni. Paese più povero, insicuro, pieno di clandestini fuori controllo, ne hanno fatti entrare più Meloni e Piantedosi che la sinistra. Quindi spero che Vannacci non solo sottragga voti alla Lega di Salvini Premier, si chiama ancora così, Premier de che, ma anche ai fratellastri. Se poi vince la sinistra col suo servilismo UE, tasse, insicurezza e immigranti, chi se ne frega, cosa cambia? Che tirino il generale dentro la coalizione di destra. Questo governo non ha fatto nulla in questi 4 anni, perdonami. Tutto quello che è stato fatto solo con le rottamazioni è qualcosa che vuol dire nulla, che è il nulla. Questo governo non ha fatto niente per il ceto produttivo, per le piccole e medie imprese, per le partite IVA, con le rottamazioni di Gusmeroli, ma stiamo scherzando? Questo governo non ha fatto niente nell'abbassare il rapporto deficit-PIL dall'8,1% che ci avevano lasciato quelli bravi e il professor Draghi al 3,1%. Questo governo non ha fatto niente nel cercare di mettere riparo a quelle porcate tipo il bonus, il super bonus 110%. Ecco, a me questa narrativa che siamo più poveri, pieni di clandestini fuori controllo, che siamo un paese sull'orlo della catastrofe, ecco, questo è un giocare allo sfascio. E se permettete, io a questo gioco al massacro, per citare qualcuno prima di me, a questo gioco al massacro non ci sto. Non ci sto. Perché le cose giuste sono state fatte in questo paese. Questo paese ha avuto un governo che ha avuto i coglioni, lo diciamo pure, di proporre la separazione delle carriere e cercare di farci uscire dai 30 interminabili anni di casino che ci ha regalato Mani Pulite. Eppure, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, vi ricordo che malgrado l'impegno di questo governo, noi ci siamo trovati un referendum nel quale hanno portato la gente di 104 anni a votare no perché la Costituzione non si tocca. Abbiamo un governo, visto che dici che non hanno fatto niente e visto che speri nel generale che arriva lui e te con una ginocchiata mette tutto a posto, beh, sappi che il generale si troverà davanti pure lui, la Corte Costituzionale, i giudici, si troverà davanti tutti quelli che in questi anni hanno impedito al centro in Albania di funzionare come avrebbe dovuto. Tant'è vero che il governo italiano alla fine è riuscito a farsi dare ragione dall'Europa. È dovuto andare di grado in grado fino ad arrivare all'Europa. Perché a ogni peso spinto puntualmente c'era una sentenza, un intervento, un machiavello di questo genere. Questo perché il governo non ha fatto niente. Matteo Salvini è finito sotto processo, rischiava di andare in galera per quello che ha fatto, cioè per aver cercato di fare il ministro dell'interno. Pensa un po'. E non ha fatto niente? Dai, cazzo, ragazzi, io capisco tutto, però ora che arriva il salvatore della patria, pure Beppe Grillo doveva salvare la patria, l'abbiamo visto come è finito lui. Guarda che la flessibilità già l'abbiamo, ma solo in avanti a 90 gradi. Aiuti a chi ha l'ISEE sotto i 15.000 euro, chissà chi saranno questi. La destra più la destra, algebricamente uguale sinistra. Walter. Ragazzi, che altro dire? Che altro dire? Si cerca di fare quello che c'è e poi bisogna anche riformarlo questo Stato se le cose non ci piacciono. Però il problema è che quando si prova a riformarlo lo Stato, si va a fare un referendum e poi abbiamo i giovani che hanno salvato la Costituzione votando no, perché PIF gli ha detto che bisognava votare no perché
Licio Gelli voleva la separazione delle carriere. Io quando sento dire non hanno fatto niente, scusate, ma negli ultimi 4 anni voi dove eravate? Su Marte mentre noi eravamo qua sulla Terra? Non lo so. Perdonate, io certe volte certe cose non riesco a capirle, è uno dei miei limiti, vi chiedo scusa, ma... Allora, sono le 9 e niente, dall'onorevole Molinari non abbiamo segnali, immagino che oggi non ci sarà, per cui facciamo una bella cosa. Francesco, se tu sei pronto andiamo con un Qui Parlamento. Altrimenti io direi che potremmo fare una breve pausa sentendoci Zucchero con l'urlo del 1992 e dopo torniamo. Fai tu. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questo è un urlo che viene, è un urlo che va, un grido che viene dal cuore. Non c'è più religione, per questo sarà un grido di rabbia e dolore. Ma cosa c'è di volgare dall'essere scemo? Digli che scemo, digli che scemo, digli che scemo. Questo è un urlo feroce, non è un canto di pace che fa. Perché là fuori c'è di tutto, pesci, cane e barracuda, sciacalli e meduse, polipi e molluschi, topi di foglie e un serpente strisciante. Che scemo, digli che scemo, digli che scemo, digli che scemo. Una parola, baby, adesso non ne ho più. Ho gli occhi fissi al cielo, pieni di pianto. Sento un canto, un rumore che cresce, un grido del cuore. Qui Parlamento. Oh, io ho il piacere di ritrovare l'onorevole Riccardo Molinari che oggi c'è, per fortuna, io temevo non ci fosse. Buongiorno onorevole, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, onorevole, oggi giornata interessante. Intanto ecco, mi scusi, io ho appena finito di disperarmi su un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che dice sostanzialmente che questo governo in 4 anni non ha fatto niente, anzi, meno male che adesso c'è il generale Vannacci, che così arriva lui e bisogna portarlo dentro la coalizione di destra, che così risolve un po' di problemi. Chiedo scusa, ma perché in questo paese dobbiamo credere sempre al mito di quello che arriva con una ginocchiata e mette tutto a posto? Guardi, perché il problema è che, voglio dire, è una tattica quella di Vannacci, nel senso che Vannacci è il miglior alleato della Schlein di Conte, è uno strumento della sinistra, basta vedere le cose che dice. Vannacci è uno che deve fondamentalmente la sua posizione alla Lega, ha costruito una componente parlamentare fondamentalmente prendendo parlamentari della Lega, sta creando delle strutture sul territorio prendendo persone o della Lega o di Fratelli d'Italia o comunque dal centrodestra. Vedo poche persone nuove, tutta gente riciclata, no? Tutta gente che diremo mestieranti della politica e nonostante faccia la politica di palazzo più vecchia del mondo vuole farsi passare per nuovo. Peraltro vorrei capire che cosa dice di così rivoluzionario e cosa farebbe questo generale Vannacci diversamente dal centrodestra, visto che l'unica cosa che fa
è accusare e attaccare la Lega, accusare e attaccare il centrodestra, parlare di remigrazione, che tutti sanno che è una cosa che non si può fare, mentre questo è un governo che ha ridotto del 60% gli sbarchi e i rimpatri li fa davvero, a differenza dei governi precedenti, grazie alla Lega, grazie al lavoro di Molteni e di Piantedosi. Quindi vorrei anche capire quale sarebbe il progetto di Vannacci. È molto semplice, il progetto di Vannacci è far perdere il centrodestra per aiutare la sinistra, soprattutto nella prossima legislatura, che sarà quella in cui si elegge il Presidente della Repubblica. Ecco, appunto, sottolineiamo anche questo piccolo ma non irrilevante particolare. Ovviamente la mia è voluta e amara ironia. La prossima legislatura significa scegliere un nuovo capo dello Stato, e io aggiungerei anche una sommessa preghiera, onorevole, veramente. Credo che siamo in tanti a chiederlo. Qui è ora di decidere: o facciamo un semipresidenzialismo alla francese, oppure facciamo come hanno suggerito sia Leone che Segni in 2 dimenticati messaggi alle Camere, facciamo una bella legge costituzionale e modifichiamo la Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica non può essere rieletto e quindi si fa solo un giro di giostra di 7 anni. L'altra cosa che le dico, onorevole, questione energia. Giorno 6 scade il decreto sulle accise. Dopo che si fa? Beh, allora, il gruppo energia è molto interessante perché questa settimana in Parlamento dovremmo votare finalmente il cosiddetto DDL sul nucleare, quindi un provvedimento che autorizzerà l'installazione dei impianti di nuova generazione nel nostro paese, autorizzerà il nostro paese la ricerca sulla fusione nucleare. Quindi questo, una volta approvato, sarà, diciamo, una rivoluzione importante, perché permetterà di avere una fonte come quella nucleare, che è quella che fa la differenza in questo momento fra noi e i paesi a noi vicini, i nostri concorrenti, come la Francia, la Germania o anche la Spagna. Il motivo per cui quei paesi riescono ad avere un costo di energia più basso è soprattutto perché producono l'energia nucleare. Quindi il fatto di in qualche modo, con grande ritardo, riallinearci a questi paesi sarà un passo avanti. Per quanto riguarda il decreto sulle accise, come giustamente lei ricordava, scadrà il 6 di giugno. La scelta che ha fatto il governo fino ad ora è stata quella di garantire uno sconto sui carburanti diffuso per tutti alla pompa, quindi il famoso taglio dei 25 centesimi, e siamo riusciti però nell'ultimo Consiglio dei Ministri, quello che ha approvato l'ultimo decreto, a reperire anche 300 milioni di euro per un intervento ad hoc sugli autotrasportatori. Questo è molto importante, perché senza quell'intervento avremmo avuto lo sciopero degli autotrasportatori il 25 maggio. Con conseguenze molto, molto gravi per quanto riguarda i costi dei prodotti al supermercato, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi in generale. Quindi quei 300 milioni sono stati ben investiti per evitare un aumento dei prezzi molto più diffuso su praticamente tutti quanti i beni di consumo. Ora il governo ci sta chiedendo che cosa fare dopo il 6, perché non è ancora stato deciso se fare ancora uno sconto generalizzato o se fare delle misure, diciamo, per categorie, come hanno fatto altri paesi d'Europa, ma il punto principale è che il governo continua ad aspettare dall'Europa l'autorizzazione a poter spendere le proprie risorse per contenere i costi dell'energia. Questo è il vero tema, perché fino adesso si è riusciti a fare questi interventi senza fare nuovo debito, quindi andando a tagliare delle spese da altri capitoli di bilancio, però a un certo punto se l'Europa non ci autorizzerà a poter fare debito rispetto al patto di stabilità, esattamente come è permesso per gli armamenti e per la difesa, e ci vedremo costretti a un certo punto a dover sforare per forza di cose per poter garantire il contenimento dei costi per famiglie e imprese. Quindi sono due i temi: da una parte capire con i soldi disponibili adesso se fare nuovamente una misura generalizzata o meno, o appunto andare per categorie e per settori, questo non lo so ancora, lo deciderà il governo, e dall'altra però è continuare a spingere sull'Europa perché ci permetta di spendere per sostenere i nostri cittadini. Ecco, pare però che l'Europa sia intenzionata a tenere il no. La domanda che a questo punto le pongo è: scusi, ma questi vivono sulla Luna o su Marte? E perché proprio su Marte? Guardi, la verità è che c'è una scarsissima solidarietà da parte dell'Europa, perché quando mesi fa, soprattutto su spinta dei paesi dell'est e del nord Europa, c'è stata la richiesta di poter derogare al patto di stabilità fino all'1,5%
per poter provvedere a spese maggiori per la difesa, e dico su richiesta dei paesi dell'est e del nord, perché sono quelli che sentono di più la minaccia della Russia, diciamo molto più di noi o gli spagnoli, tanto per intenderci, e comunque in una ottica solidaristica lo abbiamo autorizzato. Nel momento in cui adesso a noi invece serve la stessa possibilità per l'energia, che è un problema soprattutto italiano, perché prima di tutto l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, quindi abbiamo tante fabbriche, spendiamo tanto in energia, poi come ho detto prima non abbiamo il nucleare e quindi non siamo paragonabili a realtà come la Germania, che è la prima potenza industriale ma al nucleare, o appunto ai paesi del nord Europa, dell'est, che non hanno la demografia che abbiamo noi, non hanno la presenza demografica che abbiamo noi e non hanno la presenza industriale che abbiamo noi, quindi anche quelli che il nucleare non ce l'hanno in quella parte d'Europa non sta vivendo il problema come lo viviamo noi, e quindi il fatto che non ci sia quella stessa solidarietà nei nostri confronti, non è assolutamente una cosa positiva, e chiaramente chi spinge per non autorizzarci diciamo che non vuole particolarmente bene al nostro paese e non vuole particolarmente bene alla nostra economia, questo mi pare chiaro. Indubbiamente. Onorevole, la sinistra parla già di patrimoniale, parla già di tassare i ricchi, fargliela pagare e così via, ma anche qui questa idea ormai trita e ritrita del fisco che viene usato come bastone, non come leva per lo sviluppo del paese, come diceva Churchill, è come quello che cerca che stando dentro come si dice, dentro un secchio prova a sollevarsi tirando su il manico, è chiaro che non ce la farà mai. Ma perché si sognano sempre questi interventi punitivi verso chi lavora? Perché, vorrei dirlo, le piccole e medie imprese, le partite IVA e così via, non sono dei ladri, sono gente che lavora. Perché invece vengono visti come dei ladri che frodano il fisco e così via? È una questione ideologica, del resto sappiamo quali sono le ricette della sinistra da sempre per tenere i conti in ordine. La sinistra e i vari governi tecnici hanno sempre dimostrato che la loro ricetta è quella di aumentare le tasse e tagliare la spesa sociale. Questo è quello che ha fatto la sinistra al governo negli ultimi 20 anni, ogni qualvolta è stato al governo. E noi invece in questa legislatura abbiamo dimostrato che c'è una via diversa. Si possono tenere i conti in ordine, e Giorgetti insomma è stato riconosciuto anche come miglior ministro dell'economia d'Europa proprio per essere riuscito a ridurre pesantemente il debito italiano, tenere bassa l'inflazione e migliorare il rating del nostro debito pubblico sui mercati con una ricetta opposta, abbassando le tasse e investendo in spesa sociale. Poi si può lamentarsi sempre, parlava prima di Vannacci, ci sono sempre Vannacci di turno che se fai 10 dice che dovevi fare 11, però questo governo tutte le risorse che ha avuto le ha usate per tagliare le tasse ai lavoratori. Penso al taglio del cuneo fiscale, penso all'accorpamento delle aliquote IRPEF, penso alla flat tax per le partite IVE o agli incentivi alle aziende per le assunzioni a tempo indeterminato. Quindi sono tutti provvedimenti che sono stati fatti per ridurre la pressione fiscale, e inoltre si è investito di più in spesa sociale, quindi sono aumentate le pensioni minime, si è investito di più sul fondo sanitario nazionale, si sono erogati i cosiddetti fringe benefit ai lavoratori che hanno dei figli, insomma magari non sono state fatte misure wow, come si suol dire, cioè misure straordinarie, ma è stato un costante andare in questa direzione, ridurre le tasse e aumentare la spesa sociale. Questo è il nostro approccio, mentre invece l'approccio della sinistra è, come giustamente diceva lei, punitivo, ideologico, cioè si parte dal presupposto che la partita IVA, l'imprenditore sia un ricco che evade e quindi deve essere punito. Si parte dal presupposto, addirittura ci sono delle proposte in Parlamento dove si dice che se uno ha una seconda casa deve essere sequestrata per essere data alle famiglie che non hanno casa o a canone agevolato, mentre invece, come sapete, noi stiamo facendo una battaglia politica dopo essere riusciti a garantire lo sgombero immediato di chi occupa le prime case, per poter estendere questa norma anche alle seconde e alle terze case, perché pensiamo che la proprietà sia sacra. È proprio una questione di principio ideologico, quindi gli italiani, anche quelli che, come giustamente diceva lei prima, ammiccano a Vannacci, sappiano che votando Vannacci in realtà vogliono votare quelli che vogliono portargli via la seconda casa e vogliono aumentargli le tasse. Questa è la situazione. No, grazie. Senta, per concludere la nostra chiacchierata, stamattina Luca Zaia sul Corriere della Sera parla e dice due cose. La prima,
cerchiamo di mantenere appunto questa libertà di coscienza in tema della legge del fine vita, posizione che peraltro è stata applicata anche dal segretario Matteo Salvini. La seconda, lui parla del partito, tra l'altro se non sbaglio nei prossimi giorni ci sarà anche il ritiro organizzato da Matteo Salvini, e dice la Lega deve essere federalista perché i bisogni del militante che sta a Sondrio non sono quelli del militante che si trova a Canicattì. E poi dice: ma perché non pensiamo a una soluzione innovativa? Prendiamo esempio dalla CDU e avremo una CDU al nord e una CSU al sud e viceversa, quindi differenziare il partito per aree geografiche. Un'ultima cosa che le chiedo: con che spirito si prepara a questo ritiro? Non ho capito. Un'ultima cosa che le chiedo: con che spirito si prepara al ritiro ideato da Matteo Salvini? Beh, allora, venendo a quello che dice Zaia, l'ha già lanciata diverse volte questa questione della CDU-CSU. Io penso che indipendentemente dall'organizzazione il punto debba essere politico, cioè il federalismo, l'autonomia e di conseguenza la difesa diciamo di imprese, lavoratori, dell'economia, della produzione, che sono poi le cose che chiedono soprattutto le regioni del nord in cui la Lega è nata, devono essere la bussola del partito. Quindi indipendentemente dall'organizzazione è una questione di temi, cioè io credo che noi dovremmo differenziarci dal resto del centrodestra essendo il partito dei territori, il partito federalista e autonomista. Poi sulla forma, su come organizzarlo, questo credo venga dopo. E per quanto riguarda la due giorni organizzata, diciamo che non conosciamo ancora il programma. Io spero si sarà 1 o 2 giorni in cui si discuterà proprio di queste cose, cioè della linea politica, di come insomma tirarci fuori dal momento difficile che stiamo vivendo, perché questo è oggettivo, come dare un colpo di reni per l'ultimo anno di legislatura, preparandoci poi all'appuntamento elettorale del 27 che sarà fondamentale per noi. Quindi credo che sarà 1 o 2 giorni di riflessioni e di ragionamenti sulla linea politica e sulle cose da fare. Molto bene, allora grazie e al piacere di risentirci presto. A presto, saluto tutti gli ascoltatori. Di nuovo, sigla. Qui Parlamento. E alle 9:17 e 27 secondi apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure se ci sono ulteriori zappe scriveteci pure al 340-670-9659 che noi ovviamente le passiamo e vediamo che cosa succede in questo nostro vasto mondo. Mi pare che l'onorevole Molinari sia stato come sempre molto chiaro e molto esaustivo. Allora, nell'antica Grecia, per scrutare gli auspici, rivolgevano lo sguardo verso nord, poiché si orientavano in questa direzione. L'est, associata alla luce del sole al favore degli dei, cadeva sulla loro destra, mentre l'ovest sulla sinistra. Di conseguenza, segni a destra erano di buon auspicio, a sinistra di cattivo auspicio, malauguranti, interpretavano i segni attraverso il volo degli uccelli. La sinistra era associata alla sfortuna, esempio banale, un incidente d'auto viene definito sinistro. Conclusione, la sinistra politica è una sciagura. Beh, pensa che in Inghilterra per dire sei una persona per bene, you are a right hand man, sei un uomo di mano destra. Buongiorno Antonino, possiamo dire che questo è un governo meraviglioso, ma purtroppo molti di noi vivono nella realtà, Giovanni. Ancora, che questo governo abbia fatto entrare più clandestini degli altri è una cagata pazzesca. Solo nel governo Renzi 2016 181.000 clandestini. Buongiorno Antonino, purtroppo l'ideologia di sinistra è terribile, questi pur di favorirla sarebbero disposti a vendere l'Italia. Ciao Mario. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Oh mia cara Lisetta, allora, buondì. Ecco, buongiorno. Prima ha accennato alla denatalità. Sì. Allora, signor Tonino, io ho pensato alle conseguenze per l'Europa. Allora, volevo dire questo. In Cina, signor Tonino, esiste il controllo delle nascite, tanto che nel passato si era cercato di limitarne il numero, proibendo alle famiglie di avere più di un figlio. E mentre ora cosa succede? Ora si vuole incrementare il numero aumentando il costo dei preservativi.
La cosa, se non fosse dannatamente seria, farebbe sorridere, secondo me. Allora, in Europa invece sembra che la cosa non importi più di tanto, visto che chiunque, escluso gli europei, può fare tutti i figli che vuole. Ovviamente, signor Tonino, anche gli europei possono fare figli, ma purtroppo non ne fanno. Come finirà? Finirà che parleremo tutti cinese o peggio. Non voglio fare la catastrofista, ma il futuro si costruisce accompagnandolo, secondo me, ed immaginando quello che potrà succedere tra 10 o 20 anni. La saluto e buona giornata. Grazie. In realtà non è così catastrofica la cosa, perché il governo ha rinunciato alla politica del figlio singolo. Ha rinunciato alla politica del figlio singolo perché è vero che il tasso di natalità in Cina è sceso, ma è anche vera un'altra cosa. Oggi i ragazzi cinesi che non vivono più nella Cina povera di prima, del momento in cui Deng Xiaoping disse arricchirsi è glorioso, tendono ad andare a vivere da soli e tendono a non sposarsi e tendono a non fare figli. Quindi sta cambiando il costume nel paese. Non è più un paese che pensa a fare figli. Tant'è vero che le proiezioni all'anno 2100 dicono sostanzialmente questo, e cioè che la Cina scenderà a circa 700-800 milioni di abitanti. Il vero paese che sta crescendo e che diverrà il paese più popoloso al mondo, per nostra fortuna e anche una democrazia, è dell'India. L'altra cosa che le dico è che la Cina rischia di avvitarsi con questa storia dei robot umanoidi e dell'intelligenza artificiale. C'era un'analisi dell'Economist un paio di settimane fa su questo tema, perché sostanzialmente il fatto qual è? Tu hai i robot che fanno i compiti più ripetitivi in fabbrica e producono, perfetto, ma in una società che invecchia e non fa figli e in cui peraltro i robot non producono reddito, perché non è che quelli lì gli danno lo stipendio e poi a fine mese spendono e fanno girare l'economia. Di conseguenza è il cane che si morde la coda. Per cui la Cina è vicina, ma non lo so, forse comincia ad allontanarsi. Mi sa che abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Poi, maestro, buongiorno. Buongiorno a te. Aggiungo alle tue notizie riguardanti la Cina che qualche mese fa avevo letto che in Cina è stata istituita un'università dei matrimoni, dove praticamente in questa università si fanno corsi appunto per dimostrare quanto sia bella la famiglia, sia utile la famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. E pensano entro il 2030 di aver formato tutta una pletora di insegnanti che verranno inseriti nelle scuole fin dalle elementari, praticamente un ministero della famiglia, appunto per spingere i giovani cinesi a ritrovare il piacere di sposarsi e magari anche rinunciare a certe carriere che ovviamente sacrificherebbero la famiglia. Ma non è di questo che volevo parlare. Prego. Noi ci stupiamo ancora che la Elly Schlein ha dichiarato che quando andrà al potere istituirà tutta una serie di tasse e balzelli, ma ci ricordiamo quel signore che 30 anni fa diceva che le tasse erano bellissime? Ma dove vogliamo andare? Non era 30 anni fa, era pure prima a Padova Schioppa. Io adesso non ricordo. Le tasse sono una cosa bellissima, sì. Esatto, sei tu il giornalista, io no. E di conseguenza poi c'è proprio una narrativa clericale di sinistra che sostiene da sempre che chi ha qualcosa lo ha perché ha fatto degli illeciti, come dicevi tu stesso. Chi ha una piccola azienda, chi magari si massacra di lavoro. Io ho un cugino che fa il fabbro e ha tre ernie alla schiena, poveretto, perché lavora da solo, però allora per la sinistra questo che lavora 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato, per tener fede agli impegni con i clienti, è uno che ha rubato al fisco. Quindi certo. No, purtroppo è questo il problema di questo paese, è che c'è proprio questa narrativa che è stata inculcata in milioni di italiani che odiano altri milioni di italiani soltanto perché magari si fanno il mazzo e hanno il macchinazzo, magari preso a leasing,
oppure vanno 2 volte all'anno in vacanza e quindi sono dei ladri seriali. Questo è il fatto, e purtroppo queste teste qui non le cambierai mai. Ultima cosa, la sinistra italiana odia gli italiani perché sta abbracciando l'islamogoscismo, cioè l'Islam di sinistra, che ormai è entrato a pieno titolo nelle file del PD. Finché gli italiani non capiscono questo, mi sa che non andremo molto lontano. Basta, ho rubato anche troppo tempo. Ciao Antonino. Ma figurati, non ti preoccupare. Io aggiungerei anche un'ultima cosa a quello che hai detto tu. Ezio Vanoni, l'uomo che fece la riforma fiscale degli anni 50, la famosa Vanoni, non Ornella, ma appunto Ezio, grande economista, diceva che non si sono mai visti i contribuenti mettersi con la banda in testa per andare a pagare le tasse. Ezio Vanoni aveva molta più rispondenza di quello che diceva che le tasse fossero una cosa bellissima, molta più attinenza con la realtà. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao, pronto, Sì. Antonino, sono Walter. Quella, e allora? Buongiorno, e allora siamo Buongiorno qua, a te. riva al fiume. Il cadavere Cosa fatto. scusami, No, chi due stai cose. aspettando? La prima è questa. Sì, no, non sono Siddhartha. Volevo dire che finalmente la scorsa settimana, non mi ricordo su quale giornale, è stata fatta al punto su quanto ci costano questi ospiti clandestini o non clandestini. Si è partiti dagli 8 miliardi che vengono convogliati verso i paesi d'origine da queste persone. Questi 8 miliardi poi si vanno a sommare a tutta un'altra serie di costi pesantissimi che portano il costo di queste persone, di questi ospiti, a circa 40 miliardi all'anno. Ora, questa evidenziazione, io più volte chiamando, ho detto dovrebbero essere i partiti di governo che evidenziano questa situazione. 40 miliardi all'anno. Allora, la cosa che però invece il governo, te l'ho scritto nel messaggio di prima, quando si parla di ISE sotto i 15.000 euro, allora la domanda è, arriva qui un clandestino, non ha reddito, prende il documento o il permesso di soggiorno, quello che ISE ha, quello si prende pure altri aiuti e poi su quegli aiuti altri aiuti e poi se ha mal di pancia va al pronto soccorso e se io vado al pronto soccorso per una cosa grave, in codice giallo, in codice rosso, mi trovo davanti una schiera di persone che hanno la puntura della zanzara, l'unghia che gli fa male e sono anche prepotenti ed arroganti. Queste sono le cose che fanno arrabbiare il popolino, dove io sono una persona del popolino, ma se un governo di destra non evidenzia queste situazioni e dopo diventa dura anche andare a... Io voterò sempre a destra, per carità di Dio, non voterò Vannacci perché capisco la sua situazione e qual è il suo scopo, però vedere qualcosa di destra tangibile, l'unico che fa vedere qualcosa di destra, dice qualcosa di destra e lo attua, è il nostro Claudio Borghi Aquilini. Poi questa mattina leggevo un come si chiama su X di Bagnai che parlava di un non mi ricordo se una persona importante di un certo partito che ha ricevuto un sacco di soldi dalla Cina per chiaramente agevolare le energie alternative con tutto quello che comporta, quindi dai pannelli solari alle macchine per il grande Cina. E poi la cosa dei cinesi che si dovrebbero sposare è giusto, è corretto, soffrano anche loro e direi anche matrimoni per i gay, devono soffrire tutti, non solo noi. E questo Ciao, lo dice Antonino. Feltri, infatti. Grazie. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Aldo da Bergamo. Ciao carissimo. Ciao, ascoltami, io parlo di un'altra cosa. Io lavoro Sì. nell'edilizia, ho 65 anni, ho una piccola impresa con una trentina di dipendenti. Adesso cominciano con il discorso del caldo. Allora, quella gente lì, io ho lavorato per premessa, io ho fatto le scuole serali, mi sono diplomato come geometra, ho lavorato in cantiere in provincia di Modena per 20 anni che lì fa caldo e registravo le temperature mattino e sera col termometro, quello doppio che c'era una volta nei cantieri. I 34, 35, 32, 36 ci sono sempre stati e non è mai morto nessuno per isolazione. Ci si bagnava con la canna dell'acqua, si beveva l'acqua fresca e si lavorava. Adesso ti obbligano dall'1 alle 4 a fermare gli operai. Bene, chi li paga? Chi mi paga se io sto fermo 3 ore perché fa caldo? Giugno, luglio e agosto. Io perdo il 30% di produzione
alle mie spalle, e poi dicono che i prezzi delle case aumentano, non ci stiamo dentro. Quella gente qui non è mai stata una volta in un cantiere, non sa di cosa parla, perché gli operai che hanno in cantiere come sottoscritto non sono dei deficienti, se hanno caldo si bagnano. Adesso 3 giorni di caldo sono già morte 2 persone, uno in Francia per isolazioni per il caldo. Ma di cosa stanno parlando? Ma perché? Poi la mattina prima non puoi cominciare perché c'è il silenzio, fino alle 8 non puoi cominciare, se no ti va. Lavori dalle 4 alle 7. Ma io arrivo da Bergamo, vado a lavorare oltre Milano, mi ci vuole un'ora e mezza andare a casa, lavoro fino alle 7, arrivo a casa alle 9:30 di sera. Ma questi qui sanno, ma lo sanno. Poi arrivi dalle parti Brugherio, da una parte non si può lavorare, a Carugate sì, che sono 5 chilometri. È capitato anche questo, perché una zona fa parte un ASL, un'altra zona, quindi qui sì, di là no. Ma questi qui sono fuori di testa, noi stiamo rovinando l'Italia. Cioè non siamo degli animali noi dell'edilizia. Io ho fatto l'operaio per 30 anni, l'ho fatto in cantiere, ti ripeto, come geometra, come muratore, come ruista. Poi ho aperto la mia attività, è andata bene. Mi faccio un mazzo, faccio fatica adesso arrivare alla fine dell'anno, si fa fatica, e in più ci mettono anche questo. Più tutti i corsi in sicurezza, per l'amor del cielo. Ma tu non puoi fare corsi 8 ore per la gru, per il pontista, per il muletto, per l'altezza, per sottoterra, e te li paghi tutti e tre, sono 20, 25 ore, 30 ore all'anno fermi gli operai che tu paghi, un'incidenza al 6-7%. E poi arrivano dall'estero e ti danno il certificato fatto a mano che hanno fatto il corso in attestato. E tu vai avanti, lavori a 37 ore, quelli lì arrivano 20-25. Scusa lo sfogo, Antonino, ma così non si può andare avanti. Ciao, No, io ti stimo molto, perché veramente sei la dimostrazione che volendo ci può essere un sogno italiano del self-made man. Intanto tutta la mia stima e il mio rispetto per quel poco che può valere ai tuoi occhi, ma sappi che ce l'hai. Secondariamente, tu sei la voce dell'Italia che lavora, di quell'Italia che secondo qualcuno siamo, perché sono una partita IVA pure io, una manica di ladri e di maiali. Ecco, i maiali si alzano e vanno a faticare sotto al sole. Questo è quanto, e pretendiamo rispetto. E sono pienamente d'accordo con te. E poi ti trovi che l'italiano tutto in regola 37 euro l'ora, l'altro che arriva 25. E poi che si fa? Non si può giocare così. O giochiamo tutti partendo dalla stessa linea di partenza per correre i 100 metri, o se no ditecelo che facciamo altro nella vita. Bene, ci ritroviamo alle 11:05. Adesso abbiamo con noi liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, Auto da Fe. Te la do io, te la ridò io l'America di Matteo Desio, e poi ci sono io alle 11. Grazie a tutti, a dopo.